Beh, io personalmente benissimo, ho 3 figli che sono più bravi di me e non me ne frega assolutamente niente di come decidono di condurre l'azienda eccetera, perché tocca loro e quindi non metto il naso. E voglio più bene a loro che alla company. Il problema di tante persone che hanno degli enormi problemi nel cambio generazionale è perché alla fine dimostrano di volere più bene all'impresa che non ai figli e quindi li mettono in difficoltà. In Italia è il tema principale, perché qui hanno fatto bene a sceglierlo perché abbiamo 5 milioni di imprese, siamo la nazione del mondo che ha più imprese pro capite in assoluto, perché la biodiversità che c'è nella terra si è trasferita nei cuori e nelle teste degli italiani che fanno imprese, ma questa è una bella storia. E sono in particolare soprattutto PMI, cioè piccole e medie imprese, dove il passaggio generazionale ha un senso enorme, perché in genere non ci sono i manager, eccetera, quindi si passa ai parenti. È un bellissimo argomento, la regola che suggerisco sempre io di volere più bene ai figli che non all'impresa. La seconda regola che suggerisco è che siccome nessuno di noi decide dove nascere, quando nascere, in che famiglia nascere, e parliamo tanto di meritocrazia, poi in realtà l'80% dei giovani imprenditori italiani sono figli di puntini, con nessun merito di esserlo, semplicemente. Bisogna anche su questo avere una buona visione, nel senso che se per caso capisci che i tuoi figli possono non essere all'altezza, magari hanno altri orientamenti, non bisogna neanche insistere, perché non va bene.